Bentrovati all'ascolto dell'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach. Affronteremo da ora la seconda parte, le ultime 3 cantate, in particolare la quarta cantata, la cantata per la presentazione al Tempio, la circoncisione e il nome di Gesù. Siamo al termine del Vangelo di Luca che Bach adotta per questa composizione di questo oratorio. Abbiamo un organico diverso dalle altre cantate, abbiamo la presenza di 2 corni, un unicum in questo oratorio e in tante opere sacre di Bach. Perché infatti il primo coro inizia con una danza pastorale molto solenne, ecco che i corni colorano veramente, danno l'idea di questo coro iniziale, più solenne, la presentazione al Tempio. Immaginiamo anche che i testi rievocano un po' l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento con la nascita di Gesù. Sono moltissimi i significati simbolici in questa pagina di Bach, come sempre. Bach per tutte le sue pagine sacre adotta, usa e scrive moltissimo. Anche in questa cantata abbiamo sempre il racconto dell'Evangelista che puntualizza il tema della cantata stessa, ma poi sempre un susseguirsi di recitativi e di arie. Ecco che in questa in particolare abbiamo 2 recitativi ariosi affidati alla voce del soprano e del basso che incorniciano la meravigliosa aria che è al centro di tutto l'oratorio di Natale, l'aria per il soprano solo in eco. Sono recitativi dove veramente si esprime un canto d'amore e dove continua a riecheggiare il nome di Gesù. E nell'aria in particolare affidata al soprano, dove c'è una seconda voce di soprano, in questa esecuzione una voce bianca, una voce di ragazzo, collocato in un altro punto del teatro, si sente veramente il dialogo intimo del fedele quando chiede a Gesù bambino, ecco perché una voce bianca, il perché di alcuni aspetti della sua vita e al suo no e al suo sì anche la voce di Gesù bambino risponde no, sì. Meraviglioso questo dialogo in eco dove l'oboe solista concerta con la voce del soprano. Assai preziosa anche l'aria del tenore che precede il corale finale, un'aria dove c'è una grandissima concitazione, il tenore è accompagnato da 2 violini che concertano sulla stessa melodia che è affidata anche a lui stesso, un'aria molto complessa e di grandissima concitazione dove il tenore dice voglio vivere solo per glorificarti mio Salvatore, dammi forza e coraggio perché il mio cuore sia ben animato di zelo, come si avverte chiaramente questo zelo. E poi il corale finale, forse l'unico corale dove Bach non ha adottato una melodia nota, ma ha scritto lui la melodia per questo corale, dove ogni verso inizia con la parola di Gesù. Ecco la cantata appunto sul nome di Gesù. Buon ascolto.
Abbiamo ascoltato la quarta cantata dell'Oratorio di Natale di Bach, tutta incentrata sul nome di Gesù, dove Bach veramente sottolinea soprattutto questo aspetto del racconto evangelico del primo giorno dell'anno. È una cantata così diversa e così particolare che si inserisce in questo grande racconto delle 6 cantate di Natale. Vi aspettiamo per il prossimo ascolto.